Grande il successo ottenuto dal Festival della Legalità Collegamenti che si è svolto a Canicattì. È stata un'esperienza faticosissima perché le cose belle costano fatica, ma siamo felicissimi del risultato raggiunto e del feedback ottenuto dagli spettatori. A comunicarlo Simone Luglio, che ha tracciato un bilancio positivo di quella che è stata un'edizione di grandi consensi. Bilancio positivo anche per il sindaco Ettore Di Ventura. Sono stati 5 giorni intensi con incontri, workshop, concerti, spettacoli che hanno ravvivato la settimana della legalità a Canicattì. Portiamo con noi un bel ricordo, un grande successo di pubblico e ci auguriamo che tutto ciò possa ripetersi anche per il prossimo anno. A testimoniare che si può sempre scegliere nonostante si cresca in mezzo a cose terribili è stato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gaetano Paci, che ha dialogato con gli alunni della scuola media Giovanni Verga di Canicattì e con il giornalista Alan Scifo. La Sicilia certamente negli ultimi 30 anni, da quando io ho iniziato a fare il magistrato, è cambiata molto. Sono stati cambiamenti dovuti anche, ma non solo, ai tragici fatti di sangue che l'hanno vista protagonista, alle tante vite umane che sono state spezzate e distrutte, di persone appartenenti allo Stato, ma anche di imprenditori, di sacerdoti, di giornalisti. Tanti giornalisti sono stati uccisi in Sicilia. Quindi tutto questo ha contribuito sicuramente a far crescere una maggiore coscienza sociale e un senso di repulsione verso la mafia, verso la sua capacità di condizionamento, di asservimento delle persone. Ecco, io credo che la grande lezione che la Sicilia, nonostante tutto, può dare al resto del mondo è che è riuscita, sia pure a piccoli passi, però a formare una coscienza sociale, una coscienza civile delle persone, certamente più avvertita, più sensibile, più reattiva verso certi fenomeni. Questo non vuol dire ovviamente che ancora oggi persista una larga accettazione del fenomeno mafioso, persistano atteggiamenti di connivenza, di collusione a vari livelli, nella società, nell'economia, nella pubblica amministrazione, all'interno anche purtroppo delle istituzioni del fenomeno mafioso. Ma certamente se guardiamo retrospettivamente a ciò che era la nostra terra prima di questi tragici eventi, dobbiamo dire che effettivamente un salto di qualità c'è stato. Che fine ha fatto la magistratura? La magistratura, nonostante la provocatorietà della sua domanda, gode di ottima salute e le spiego perché. Perché se noi oggi possiamo documentare i gravi fenomeni di malcostume, di immoralità, di illegalità che anche all'interno di certi settori della magistratura si sono formati, lo si deve proprio all'azione della magistratura, che ha saputo fare sempre un'opera di bonifica e di pulizia al proprio interno, come forse non tutte le altre istituzioni dello Stato sono state in grado di fare, e quindi è vero che ci sono state delle situazioni, ci sono ancora oggi delle situazioni che hanno creato grave delegittimazione alla credibilità della magistratura come potere dello Stato, ma io credo che tutti i cittadini debbano poter guardare con fiducia all'azione della magistratura, proprio perché questo è stato fatto grazie all'azione di tanti altri magistrati che non si chiamano Palamara, che non si chiamano Ferri, che non si chiamano come i tanti che l'hanno disonorata e che, proseguendo nel solco dei tanti che invece l'hanno onorata, come Livatino, come Saetta, fanno il loro lavoro in silenzio, non cercano plausi corali da parte dell'opinione pubblica o la ricerca facile del consenso mediatico, e danno proprio un senso all'idea costituzionale che la magistratura sia un potere che tutela i diritti delle persone ed in particolar modo delle persone più deboli. La seconda edizione di Festival Collegamenti
possiamo tracciare un bilancio assolutamente positivo. Sono stati 5 giorni intensi di incontri, workshop, musica, concerti e spettacoli che hanno ravvivato questa settimana della legalità a Canicattì. Portiamo con noi un bel ricordo, un grande successo di pubblico. Desidero ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò, quindi da Simone Luglio a Chiara e a tutto lo staff. Ci auguriamo che tutto ciò possa ripetersi anche il prossimo anno.